Giornata di scuola aperta al territorio. Il cattivo tempo non ha fermato i piccoli alunni delle scuole materne di Raffadali, che accompagnati dai rispettivi genitori hanno fatto visita per tutto il pomeriggio di ieri alla struttura dell'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni. A dare il benvenuto il dirigente scolastico assunto a Curzio Tagano, i docenti, gli assistenti tecnici e amministrativi e i collaboratori scolastici che hanno ben accolto i giovanissimi allievi. Più collaborazione, più famiglia, scuola è quanto auspica il dirigente scolastico dottoressa Tagano, che incontrando i genitori nell'aula magna li invita a una fattiva collaborazione. Ritengo che sia fondamentale, il dirigente ha fatto bene a puntualizzare questa cosa, perché se non c'è la collaborazione tra scuola e famiglia un progetto educativo non può avere buoni esiti, cioè ci vuole quel patto di corresponsabilità dove ognuno si assume il proprio compito, il proprio ruolo che è fondamentale nel progetto educativo degli alunni e quindi dei figli. L'Open Day nasce per pubblicizzare al meglio l'istituto, vogliamo fare in modo che tutte le famiglie di questi piccoli cadetti ci conoscano per quello che realmente siamo. È quello che ho trovato nel primo anno di mia dirigenza in questo istituto. È una squadra di professionisti, conclude nel suo intervento la Tagano. Sotto il coordinamento delle docenti Bruno e Butticè è stato presentato il POF piano di offerta formativa e tutti i servizi della scuola per l'anno scolastico 2016-2017. Ed è stato bellissimo poter apprezzare questo momento di incontro tra i bambini della scuola dell'infanzia, quelli della classe quinta della scuola primaria e i ragazzini della scuola secondaria di primo grado, dove insieme hanno lavorato per un obiettivo comune. La scuola per un giorno è stata la scuola laboratorio aperta al territorio. Per i più piccoli, veri protagonisti della giornata, è stato organizzato un tour della scuola. Sono stati accolti in musica con l'esibizione del gruppo folk Trinacria sotto l'attenta guida di Lucia Alessi. È stato possibile anche visitare il laboratorio di scienze, il moderno laboratorio informatico, la sala lettura, l'ampia palestra che offre diverse discipline. Fiore all'occhiello della comunità raffadalese in questi anni, la scuola è cresciuta moltissimo, è cresciuta anche nella qualità didattica, nei servizi parascolastici, nelle attrezzature, nella gamma di attività scolastiche ed extrascolastiche, sia per i bambini che per i genitori.